mountain. All week long, gotta drink, 'cause I'm better than the rest. Alright, alright. Manchester, feeling good, rival team is raving too. On the field, think of you, trainer says some love tonight. Alright. Puntata di Football Crazy, storie di uomini e di gol. Quest'oggi dedicata interamente alla promozione della Virtus Corno, che dopo quasi 20 anni torna nell'elite del calcio regionale. E allora andiamo a Corno di Rosazzo a vedere gli ultimi secondi della partita contro la Spal Cordovado con un inviato d'eccezione, Carlo Casarsa, che dopo 10 anni torna ad apparire nelle frequenze etere televisive locali. E allora andiamo a Corno a sentire questi ultimi minuti e poi la festa. Se finisce così il Corno dopo 20 anni tornerebbe in prima categoria. Di 20 anni fa, stagione 88-89, la promozione dall'allora prima categoria e poi vogliamo vivere questi minuti finali con Passalenti, un giovane del vivaio qui di Corno di Rosazzo. Cosa si prova, cosa si sente, il tempo non passa mai. Sì, tanta tensione, tanta tensione. È bello dopo tanti anni andare su in eccellenza. Poi io sono l'unico del Corno, è veramente una bella emozione. Pochi secondi sarà fatta. Sì, speriamo che vada a finire così e poi dovremo festeggiare. Grande abbraccio Martignoni, 10 anni fa, stesso giorno, stessa ora, di nuovo in eccellenza. Felicissimo, adesso è un'emozione perché dopo a un certo punto ci abbiamo creduto, è qualcosa di importantissimo anche per Corno. Dedico alla società, soprattutto al direttore sportivo che ha avuto fiducia in me dopo 3 anni, che è Willy Monaco, poi il mister che è bravissimo. Ci fai vedere cosa avevi scritto? Questa è la mitica maglia del Bomber. Anche sto anno in doppia cifra, olè, io canto a forza questa cosa, anche io. Complimenti. Mister. Allora, cosa Eccoli, vediamo in questo momento? Baci, abbracci. Tutti in mezzo, ecco anche il presidente che è arrivato in mezzo. Il bello Presidente. della diretta, vai. Chi la dedichiamo? La squadra. Mister. Ma io direi che i ragazzi hanno dato tutto in questa partita. Siamo stati sfortunati a prendere un gol sull'unica azione che ci hanno impensierito nel primo tempo e poi siamo stati bravi a mantenere la calma, a non scoprirci e a giocare con discernimento e a trovare l'occasione giusta per andare a pareggiare la partita. C'è una dedica particolare? Ma io lo dedicherei prima di tutto a tutta la squadra perché sono stati molto bravi durante tutto l'anno e non hanno mai fatto mancare il rendimento. E poi direi tutta la società, al presidente, perché ci hanno creduto come si è creduto a noi e quindi anche un po' alla mia famiglia perché mi sopporta. Lei di questo campionato? Il momento più importante? Ma il momento più importante secondo me è stato a Lignano, dove in 10 contro 11 per circa mezz'ora del secondo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio e abbiamo ottenuto il risultato pur avendo il portiere titolare fuori e ha giocato un 92 in porta, Catena, è stato molto bravo, è entrato con lo spirito giusto e da lì abbiamo avuto poi l'abbrivio per andare a arrivare secondi e a vincere e a ritornare in eccellenza non so se, mi sembra che la società nel 71-72 sia già stata, quindi... La sorpresa soprattutto? Ma io direi che l'intera squadra ha fatto molto bene, c'è stata una coesione di intenti da parte di tutti, da parte della società, da parte dei giocatori che si sono allenati con molta voglia, con molta attenzione anche in tutti gli allenamenti, quindi devo dire che non c'è stato un giocatore ma è stato il gruppo che ha vinto in questo caso. Fa venire un po' i brividi sta musica, no? Sì, è una musica che è difficile da ascoltare tutti i giorni, effettivamente è vero. In bocca al lupo mister. Grazie. Sunday morning, rain or shine, gotta make the game on time. All week long, gotta train, 'cause I'm better than the rest. Alright, alright. Manchester, feeling good, rival team is raving too. On the field, think of you, trainer
said some love tonight. Oh,